io vengo dal settore delle biomasse, del legno delle biomasse, e quindi avevo questa idea di una indagine speditiva della biomassa presente per un suo uso successivo. E allora mi sono chiesta, ma i nuovi sistemi di acquisizione immagine potrebbero aiutarci a avere delle informazioni utili, diciamo, per avere questo dato? E quindi sono andata a parlare con i colleghi dell'Inimet, e da questa idea iniziale della valutazione della quantità di biomassa presente sono aperte nuove prospettive, e quindi, diciamo, il progetto poi si è ampliato ad abbracciare molti altri aspetti che si sono rivelati altrettanto, se non più interessanti. E ecco, andate direttamente alla fine, scusate. Allora, no, niente, non c'è verso, abbiate pazienza. Ok. Allora, ecco, diciamo, l'obiettivo iniziale era proprio questo, no? Sviluppare una metodologia che permettesse di valutare, subito stimare la quantità di potature presenti sugli alberi per, diciamo, impostare una serie di ragionamenti utili. E quindi si è partiti dall'analizzare la situazione, quindi lo stato dell'arte che c'era e le tipologie, le piattaforme per acquisizione dati che erano disponibili e quale di queste fosse più adatta per questo tipo di ragionamento. Poi si è visto che tipo di studi si erano avvalsi di questo tipo di tecnologie, e si è visto che in effetti il remote sensing era stato utilizzato anche in campo agroforestale, soprattutto agricolo, per valutare ad esempio la produzione dei cereali, in campo forestale per monitorare l'andamento dell'attacco di alcuni agenti patogeni, come per esempio la processionaria nel vino. Sul castagno invece non era stato fatto nulla, e diciamo che grazie a CNR si era occupato in un PIF precedente, Biocasco, di analizzare i sistemi di raccolta di questa biomassa e le quantità prodotte in vari contesti, quindi prendendo in considerazione altre variabili, potevano essere la pendenza, il fatto che il castagneto fosse gestito o non gestito, eccetera. Quindi, diciamo, sul castagno esisteva poco. Gli strumenti che sono stati utilizzati per questo discorso della valutazione della biomassa sono stati quindi la mappatura dell'area della Miata a Castagno per valutare dove si potesse operare, la scelta delle varie piattaforme, perché il pensiero era di passare da un tipo di piattaforma magari meno dettagliato ma più esteso e anche più economico, come potevano essere per esempio le immagini satellitari, a un sistema sicuramente più dettagliato come l'aereo, a uno ancora più dettagliato quale il drone. E poi verificare, confrontare l'acquisizione di queste immagini da remoto con la misurazione in campo della biomassa. Quindi questa, diciamo, è una panoramica di queste piattaforme di cui vi parlerà molto più in dettaglio il collega dell'Inimet e il collega di Terra System, e questo solo per dare un'idea, perché, diciamo, il satellite dà un'acquisizione a settimana, quindi abbiamo un'immagine a settimana gratuita di una certa area, può montare una serie di sensori, ha una risoluzione però più bassa, quindi ha, diciamo, una tolleranza di circa da 1 a 10 metri, e quindi è pensato per visualizzare e monitorare le stesse superfici. L'aereo invece è sicuramente costoso, può montare una serie di sensori molto importante, è adatto per coprire una superficie, diciamo, estesa, e però ha necessità, oltre che di costi, anche di programmazione per volare in certi momenti piuttosto che in altri. Il drone, che è una piattaforma messa a punto negli ultimi anni, diciamo, ha avuto un grosso sviluppo e un'applicazione altrettanto estesa soprattutto negli ultimi anni, e è pensato per coprire piccole superfici perché ha un'autonomia limitata e può anche portare su di sé un
Per quanto riguarda quindi diciamo, questo lavoro, si è passati da coprire tutta la zona della Miata con il satellite, poi con l'aereo si è fatto una ricognizione su una certa superficie, qualche centinaio di ettari se non sbaglio, qualche migliaio, 2000, ok, 2000 ettari. E poi invece con il drone si sono fatti dei voli particolari su delle particelle. Sono state selezionate 6 particelle all'interno di tutta quest'area e sono state selezionate in base alla varietà di cui erano composte, perché si è pensato tra tutte le variabili che possono intervenire, quindi la fertilità, l'esposizione, la quota, quella che diciamo era più facile da studiare era la varietà. Quindi ci si è chiesti, ok, oltre a vedere se è possibile tramite delle immagini da remoto fare una comparazione con quello che poi si trova realmente sul terreno, ci saranno anche delle differenze di varietà tra una varietà e l'altra. Allora si sono scelte praticamente 4 particelle nel comune di Casteldelpiano e 2 nel comune di Arcidosso. Quelle di Arcidosso, come diceva prima Roberto, sono composte da bastarda rossa, le altre 3 da Cecio, la quarta era una particella mista, che sono comunque tutte IGP. E all'interno di queste particelle sono state selezionate 32 piante per ciascuna. 32 perché 30 diciamo è un numero che statisticamente può dare dei risultati affidabili. Le 2 erano le riserve, se qualcosa non avesse funzionato, c'erano sempre queste 2 in più che potevano far comodo. E quindi tutte le piante all'interno della stessa particella, come vedremo anche nelle slide successive, sono state identificate e caratterizzate. Qui vedete dalle immagini c'è un numero per ogni pianta, quindi si sapeva esattamente la pianta a cui attribuire quella biomassa sia nella misurazione a terra che dall'immagine da remoto. Quindi sono state fatte delle misurazioni sia del diametro a petto d'uomo, tutte le piante sono state numerate con la matrice esperta per poterle ritrovare successivamente, e poi c'è stata la potatura da dicembre in poi. Una volta a terra questa potatura è stata sezionata, perché diciamo la ditta che cosa fa? Separa il materiale più grande, sopra i 5 cm di diametro più o meno, da quello più minuto. Quello più grande trova sbocco commercialmente come materiale per l'estazione del tannino. Quello inferiore, quello di materiale di diametro più piccolo, viene accumulato e bruciato in campo perché non ha sbocco commerciale. Allora praticamente abbiamo questi 2 diciamo, assortimenti cosiddetti separati e si è provveduto a misurare, a pesare entrambi questi assortimenti per ciascuna pianta. Come? Attraverso delle piattaforme mobili, piattaforme che per la pesata. E quindi particella per particella si è scavata diciamo, la sede per alloggiare queste piattaforme, ed è stato un lavoro abbastanza laborioso perché questo materiale veniva, vedete nell'immagine in alto a destra, veniva prelevato dal trattore con degli utensili diversi a seconda se era legna, quindi materiale più grande o più minuto, e poi il mezzo andava misurato sia nella stale anteriore che posteriore, perché bisognava misurarlo per intero. Quindi una volta misurata tutta la biomassa, poi sono stati presi dei campioni da tutte le particelle di legno per verificare quanta umidità c'era all'interno, perché chiaramente le potature sono state fatte in momenti diversi, il materiale è stato preso in momenti diversi per omogeneizzare tutti i dati, quindi avere un riferimento di valore univoco, andava calcolato quanta umidità c'era all'interno di questa biomassa. Quindi i campioni sono stati messi in stufa per un certo periodo a una certa temperatura in base alla normativa di riferimento. Allora, i risultati, diciamo, la parte di rilevanza è stata una piccola parte all'interno del progetto, perché poi, come vi dicevo, l'IMIMET ha fatto tutto il lavoro di acquisizione dell'immagine. Quindi per quanto ci riguarda, diciamo che i risultati che ci sono balzati agli occhi sono un po' quello che si diceva. Allora, in realtà abbiamo preso 4 delle 6 particelle. La prima che vedete, la numero 3, è quella che si sposta da tutte le altre ed è quella di Cecio. In realtà
La 4 è ancora a base di cecio, ma è simile alle altre due, alle 5 e alla 6, che sono di bastarda rossa. La 3 è proprio a sé stante, ma perché a sé stante? Perché in questa particella le piante erano molto più anziane, erano molto più sviluppate, i diametri sono molto più grandi e la quantità di biomassa di conseguenza è stata molto differente. Quindi c'è proprio questa differenza fra le prime e le altre. Questi sono invece i risultati che si sono avuti grazie al lavoro dell'INIMET, quindi analizzando la densità della chioma dalle immagini acquisite col drone rispetto alla biomassa misurata a terra, e si vede che c'è una correlazione, quindi c'è una corrispondenza tra i dati presi dalle immagini e i dati acquisiti a terra, e anche discreta, sia per quanto riguarda il cecio che per quanto riguarda la bastarda rossa. E anche in questo caso si vede come le due varietà sono distinte fra di loro, non c'è sovrapposizione di risultati tra una e l'altra. E questo invece è l'area della chioma, cioè quanto la chioma si è estesa, ma diciamo questa è la chioma dopo la potatura, quindi quello che rimane nella chioma dopo il passaggio dei potatori, e quello che è stato il diametro misurato a terra. C'è una corrispondenza chiaramente, e quindi c'è anche in questo caso la possibilità di associare l'immagine presa da remoto alle misurazioni che si fanno a terra. Quindi dal punto di vista del potatore si può sapere in anticipo la quantità di biomassa che sarà presente a terra, quindi senza procedere poi alla misurazione sul campo, già si sa quanta biomassa sarà prodotta. E questo cosa ci dice? Per il potatore può essere un'informazione utile, perché può organizzarsi dal punto di vista dell'approvvigionamento, della logistica, con l'industria che poi acquisterà il materiale per l'estrazione. E questa della chioma ci può dire anche che dimensioni le piante possono avere